Nell'ambito degli speciali eseguiti dalla nostra emittente, questa settimana vi proponiamo quello registrato con l'onorevole Carmelo Pullara, deputato regionale, originario di Licata, recentemente aderito alla formazione politica denominata Prima l'Italia. Diversi gli argomenti trattati nel corso della trasmissione, su tematiche inerenti il nostro territorio, la sanità e il lavoro, la pandemia. Ringrazio voi e saluto tutti quelli che ci seguono, vi ringrazio perché date la possibilità di avvicinare la gente alla politica o ai politici, che è anche una cosa giusta. Prima l'Italia. Prima l'Italia non è una Lega travestita. Prima l'Italia è un contenitore moderato, centrista, per il quale abbiamo ottenuto che in Sicilia si sperimentasse questo modello. Devo dire che quando in agosto siamo entrati con i 4 colleghi Canonia, San Martino e Cafeo, provenienti tutti da mondi moderati, e siamo approdati alla Lega, fu tra le prime cose che abbiamo posto come idea al nostro segretario nazionale Matteo Salvini, cioè dire quello di provare a svestire i panni tra virgolette nordisti e vestire i panni realmente di un partito nazionale che avesse da Licata, diciamo così, a Bolzano un comune sentire, che non ci fosse più quella dicotomia nord-sud. Bene, devo dire che questa idea sposata anche dai parlamentari che già insistevano in Sicilia, nazionali, regionali, europarlamentari, ma anche e soprattutto dal segretario regionale l'onorevole Minardo. Bene, Matteo Salvini ci ha ascoltato, ha avuto coraggio, ha posto il tema in Consiglio federale. Capite bene che, come dire, il Consiglio federale della Lega, per autorizzare una fuga in avanti, chiamiamola così, di questo tipo, ha dovuto, tra virgolette, stringere le spalle, ma quella è la dimostrazione che noi siamo un valore aggiunto e siamo determinati per la linea politica di un partito nazionale.